buonasera, benvenuti al terzo evento di Un sabato con Dante. Oggi leggerò il quinto canto dell'Inferno e con l'occasione della lettura del canto dei due amanti Paolo e Francesca vi presenterò anche il mio libro dal titolo Il canto quinto e il canto 33 dell'Inferno di Dante, la percezione del bene e del male attraverso alcune serie rimiche della commedia. Il titolo è un po' lungo, ma c'è un perché per questo titolo lungo. Il libro è nato in realtà in modo molto semplice. Io stavo preparando l'esame di letteratura italiana per l'università e stavo leggendo la Divina Commedia, stavo studiando la Divina Commedia e mi sono accorta che Dante spesso ripete le stesse parole in cantiche diverse. Cioè, una stessa parola ritorna sia nel paradiso che nel purgatorio, se si trova in un canto dell'inferno. E questo mi ha fatto saltare un po' come si dice, no? Quando si illumina la lampadina. E allora ho cominciato a vedere in modo dettagliato soprattutto le rime, in particolare le serie rimiche. Cosa sono le serie rimiche? Le serie rimiche sono una sezione di rime che si trova all'interno di una terzina. Per esempio, noi abbiamo portato qui il testo del quinto canto. Per esempio, un esempio può essere intrata, nata, peccata. Quindi quello proprio è un esempio di serie rimica. E io attraverso queste serie rimiche ho capito proprio che Dante cerca di spiegare al lettore con le stesse parole però un senso diverso del suo viaggio. Che cosa vuol dire? Per esempio nel testo io ho usato qui in una serie rimica del quinto canto la parola pense. Nel quinto canto dell'Inferno Dante utilizza pense attraverso le parole di Virgilio. Quando Virgilio gli dice che pense, quindi rivolge una domanda a Dante. E come vedremo dopo, questa domanda sarà in qualche modo, ha un senso negativo, perché appunto Dante si sente triste per la storia di due amanti. La stessa parola pense, addirittura nella stessa posizione, si trova nel canto 31 del Purgatorio, quando c'è l'avvento di Beatrice, quindi compare Virgilio come guida ed entra Beatrice come guida nuova e anche Beatrice dice a Dante che pense, quindi sempre a modo di domanda, ma in questo caso differente. Perché? Perché Dante è asceso, ha fatto una salita non solo fisica per il corpo ma anche una salita mentale, intellettuale, e quindi Beatrice gli dice che pense, cioè adesso tu devi innalzarti. Quindi vedete, c'è un senso positivo della stessa parola che si trova anche nell'inferno. E questa parola si trova anche addirittura nel paradiso. Quindi Dante la utilizza in tutte e tre le cantiche. E nella terza cantica è sempre Beatrice che parla, che gli dice voglio che tu pense. Quindi non è più una domanda, quindi non si rivolge più a Dante come una domanda, ma come proprio una guida. Lei gli dice voglio che tu pensi, cioè voglio che tu capisca, quindi voglio che tu usi la ragione nel modo giusto perché adesso ti sei innalzato ancora di più. E io in questi due canti, sia nel canto quinto che nel canto 33 dell'Inferno, ho analizzato tre serie rimiche, quelle che secondo me sono le più importanti. In realtà tutta la commedia è ricca di queste serie rimiche e ci vorrebbe uno studio molto lungo, diciamo. E quindi per questo io in realtà ho scelto i canti dell'Inferno, perché il canto quinto e il canto 33 trattano di personaggi molto vicini agli uomini, perché si parla dell'amore, ma si parla anche dell'odio, della vendetta, del risentimento, del rancore, e gli uomini quindi spesso cadendo nel peccato sentono anche questo sentimento, hanno anche questo sentimento dell'odio. Ma la cosa particolare che a me ha colpito è il fatto che Dante usa un'accurata attenzione nella ripetizione delle parole, proprio perché Dante ci fa capire che il suo viaggio che lui descrive non è soltanto viaggio di Dante Pellegrino, quindi uomo mortale nell'aldilà, quindi nel mondo dei morti, ma è un viaggio che Dante ci fa capire attraverso l'innalzamento dell'anima. Cioè, Dante dice, Dante Pellegrino, io sono andato in un regno sconosciuto che gli uomini non hanno mai vissuto e anche il mio intelletto affronterà questo cammino, anche questa mia anima. E quindi queste ripetizioni servono proprio al lettore per ricordare ciò che è passato già nel racconto. Infatti quando noi leggiamo, per esempio, come io ho scritto qui, nel canto 31 del Purgatorio Pense,
il lettore pensa immediatamente, pensa dove l'ho letto nel quinto canto. Ah, quindi c'è una correlazione. La Divina Commedia è tutta così.